Eineinhalb Minuten, Mara Bizzotto. Onorevole Bizzotto. Grazie Presidente. Inserire il Fiscal Compact nei trattati è pura follia. Il Fiscal Compact ha reso l'Italia ancora più schiava dei diktat di Bruxelles e della Troika. Noi siamo stanchi dell'imposizione dell'Europa e dello Stato centrale. Noi vogliamo essere liberi di usare i nostri soldi per i nostri cittadini. Le nostre regioni, i nostri comuni, i nostri territori hanno il diritto di usare questi soldi, che sono soldi nostri, non dell'Europa, di Bruxelles o di Berlino. Faccio un esempio. Il mio Veneto e la Lombardia hanno i residui fiscali più alti di tutta Europa. Sono le regioni che pagano di più, ma che ricevono meno dallo Stato. Paghiamo più di tutti, ma non possiamo usare in autonomia i nostri soldi. Il prossimo 22 ottobre Veneto e Lombardia voteranno il referendum per l'autonomia. 15 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne e andranno a votare serenamente e tranquillamente, non come è successo in Catalogna. Referendum ufficiali e legali, sanciti dalla Costituzione, che hanno l'obiettivo di trattenere più risorse economiche sul nostro territorio. Meno centralismo e più autonomia per i territori e per le regioni. È questa la direzione che dobbiamo prendere in Italia e in Europa per governare meglio e per creare sviluppo e benessere per i nostri cittadini.